Dei 230.000 immigrati giunti in Italia nel 2014 e nei primi 6 mesi del 2015, soltanto 90.000 sono stati censiti. È il dato reso pubblico da Flavio Tosi, sindaco di Verona, che sta toccando vari comuni del Veneto per presentare una mozione sul tema migranti alla Regione e al Governo. All'indomani del vertice in Prefettura Venezia, dove è stata richiesta la creazione di un hub regionale da parte di Roma e dove il prefetto lagunare Cuttaia, coordinatore dell'accoglienza, ha annunciato che in Veneto devono arrivare ancora quasi 1.500 profughi, la proposta Tosi ha l'effetto di un uovo di Colombo, come spiega lo stesso primo cittadino di Verona, alludendo al fatidico piano B del governo, quale strategia già proposta da Tosi 2 mesi prima. 4 i punti cruciali: rilascio di un permesso con finalità umanitarie valido 90 giorni, finanziamento del fondo rimpatri, evitare di requisire strutture private o caserme dismesse, infine rendere disponibili questi cittadini stranieri per lavori utili alla comunità. Anche se ovviamente il tema cruciale riguarda l'Europa, nel senso di Unione Europea, ed il suo coinvolgimento nell'affrontare l'emergenza, al centro delle riflessioni di Tosi, che ha ribadito la necessità di stabilizzare la Libia. Non si può gestire così la situazione critica venutasi a creare con il rischio di conflitti sociali anche in relazione al malcostume, sottolinea Tosi, di ospitare migranti in abitazioni private, come è successo nel luogo dove il sindaco di Verona ha incontrato la stampa ed i simpatizzanti, il comune di Torreglia, sui Colli Euganei, dove alcuni profughi erano stati accolti nell'abitazione di un cittadino, salvo poi scoprire che gli interessati, qualche ora dopo, si erano già dati alla macchia, venendo individuati alla vicina stazione di Montegrotto Terme. Piuttosto di un hub, ovvero di un centro di smistamento, Tosi sollecita la creazione di un CIE, il centro di identificazione ed espulsione. Il CIE potrebbe in qualche modo fare la fine delle discariche, non le vuole nessuno. Se uno deve scegliere tra il CIE e il centro di smistamento, il CIE è come avere, scusate il termine, un carcere, e quindi comunque una struttura sorvegliata dove non si esce se non si sa chi sei e che hai titolo per uscire. Il centro di smistamento sarebbe, per la comunità locale che se lo ritrova, sarebbe devastante, perché vuol dire centinaia di presenze che non sai assolutamente chi siano e che stanno sul tuo territorio.